Buonasera Rosina. Giulia bisogna Sì. dire. Buonasera Rosina, Giulia, nome di battaglia, durante la battaglia. Allora, innanzitutto Sì, tantissimi auguri per questo 95esimo compleanno grazie e anche un ringraziamento per aver fatto la resistenza. anche. Pensavo che era necessario mettere tutte le forze nostre per finirla con la guerra, il fascismo, il nazismo e incominciare una cosa diversa. E così mi sono licenziata, ho trovato una scusa e sono licenziata. E poi sono entrata nel giro della resistenza, cioè Lizzero, tutti quei dirigenti che erano qua della resistenza di sinistra naturalmente. E A distanza di 63 anni dalla fine della guerra, sì. come si sente? Sente che è stato rispettato il lavoro che ha fatto? Cosa pensa del mondo adesso rispetto a quello a come lo vedeva quella volta? Ma a quel tempo, usciti dalla guerra, io ero stata anche prima in prigione, dopo deportata nel campo di sterminio di Ravensbrück, che era quasi sul Baltico lassù, il confine fra la Polonia e il nord. E avevo il numero di matricola 97.323, 97.000, era di donne, erano quasi tutte donne, bambini o donne, i bambini che si tenevano lì venivano chiusi in baracche per fare esperimenti di malattie, di operazioni, eccetera, con questi poveri bambini, ebrei generalmente. Andare in un campo di sterminio non era una cosa da niente. La fame, la sete e tutto. Avevo deciso, chissà perché, che non morirò. Per fortuna sono stata presa negli ultimi tempi, no? Perché una sfiata, e dopo una sfiata purtroppo di un compagno che non avevo capito che non era giusto, ma no. E insomma ha fatto il mio nome, è andato però anche lui a Dachau ed è morto là. Io sono andata a Ravensbrück e sono tornata. Insieme è andata così, diremmo qualcosa sì, abbiamo ottenuto qualcosa, per forza si doveva un passo avanti andare, no? Se non altro le nostre organizzazioni dovevano continuare a vivere, eccetera. E io sono tornata a lavorare, però poi era sempre un qualche cosa di non sicuro, no? Perché tornava su la storia degli ebrei, la storia, e così anche subito dopo il cambiamento c'è stata una necessità di essere, che la fabbrica è fallita e io sono stata libera e mi hanno presa partito e l'ANPI. Ho lavorato molto per il partito, per l'ANPI, sindacato, perché ero anche nel sindacato, quello che potevo fare, ma credo di aver dato abbastanza. Pensiamo anche noi, sì. Più di così non potevo essere. Ma e di questi 95 anni che ha vissuto fino adesso, qual è stato il momento più bello, che ricorda meglio? Ma non saprei dire. Momenti che anche belli sono stati quando ci si incontrava subito dopo la fine della guerra con l'ANPI, le organizzazioni naturalmente di sinistra, no? E si andava nei paesi
si cercava di portare avanti il discorso, insomma, no? Su un mondo più libero, eccetera. Era difficile perché si prevedeva difficoltà. E così è andata avanti. Non ho mollato, a dire la verità. E se dovesse dare un consiglio a noi giovani riguardo il modo di vivere o il modo di vedere il futuro, cosa ci consiglierebbe? Ma io considero che la gioventù è bella e ha diritto a divertirsi, a sfogarsi, diciamo, però bisogna stare attenti che la gioventù dura quel tempo che dura e che c'è bisogno, anzi, che anche se si è giovani ci si interessi alle cose, perché anche noi, a casa mia, i miei fratelli, leggevamo, c'era il fascismo, non si poteva leggere, non si poteva fare niente, adesso c'è la possibilità e consiglio ai giovani di approfittare di questo, poter parlare, poter interessarsi e restare giovani, si fa, perché la gioventù è gioventù, no? Non torno io. Come è rimasta lei, Ecco, però anche la nostra gioventù ma era una gioventù oppressa, no? Però insomma che sia difendere la libertà di pensiero, eccetera. E i giovani hanno il loro compito, anche se il loro compito è di godere un po' la gioia della vita così, ma anche avere un pensiero su quello che è la società, essere al corrente, insomma, non trovarsi a un momento difficile e duro senza saper niente, senza aver avuto nessun incontro, nessuna cosa che ti abbia aperto le idee. Per cui io consiglio ai giovani di essere giovani, ma di essere anche giovani che pensano, che vogliono conoscere, perché il loro avvenire, il venire dell'avvenire, no? L'avvenire dei figli, per cui io sono sempre stata contro differenza, l'odio delle classi, eccetera. Dobbiamo cercare di essere un tutto uno e andare avanti per l'interesse di tutti. Come vedo il mondo che viene certamente non è facile, perché siamo già andati avanti, diremo, allargate idee, eccetera. No, dobbiamo tenere duro quanto è stato ottenuto e continuare a lottare per la libertà dei popoli, per la giustizia sociale, così, in modo di fare un popolo civile, un popolo che può dire la sua. Adesso quelli come me, uno ad uno se ne vanno, io ancora no, fino a questo momento, dopo non so. Comunque, se sono come me, tengono duro ancora, io non mollo, perché se dovessi essere presa e obbligata a cambiare, a dire robe che non sono vere, che io le sento, è chiaro che sarei io, senza paura di provare quanto abbiamo provato. Allora la ringraziamo. Sì. E tanti altri di questi giorni. Niente, grazie. Ancora un poco, se si può dire qualcosa si dice. È sempre essere, quando si è sicuri di essere sul sicuro, cioè con se stessi e con... non si molla, perché cosa siamo se no? E dopo auguro però che più attenzione anche alla gioventù, che impari anche a capire il mondo come gira, perché se cerchiamo di farlo girare bene, va bene. Sì, girare bene sul lavoro, la scuola, sì, essere insomma a posto.
La raccomandazione è questa, le buone idee bisogna tenerle sempre vive in se stessi e non aver paura a dire la verità. Niente affatto. Grazie allora. Niente. Non so se ho avuto. Grazie. Siccome voi ormai 96 anni, Attenti! vi ringrazio dell'accoglienza. Emozionante. Si torna a Via.